Cristiano e Presidente Pigliaru, non la vedo. È assolutamente concepibile che possano coesistere, anzi devono coesistere, perché la sostenibilità economica e quella ambientale sono due facce della stessa medaglia, non possono esistere una al rovescio dell'altra. Io ritengo che oggi i costruttori siano forse i migliori alleati degli ambientalisti. Se tutti i costruttori della Sardegna decidessimo di deturparla, in 100 anni faremmo molto meno danno di quello che fa un incendio boschivo durante una torrida estate della Sardegna, perché magari difficilmente raggiungere le zone interne con una viabilità inadeguata e quindi tutelare il territorio. Allora, non si sa, dico, lo so, ma io più vicino di così non posso. Sì, perfetto. No, parlare di alcuni numeri sui migliaia di metri cubi che sulle coste o sui 300 metri dal mare verrebbero a deturpare il nostro ambiente. Abbiamo fatto due considerazioni banali. Se tutti gli alberghi della Sardegna nella fascia dei 300 metri utilizzassero il 25% di incremento volumetrico, arriveremo a circa 250.000 metri cubi, non di più. La somma di due centri commerciali attualmente esistenti nelle zone cosiddette industriali, non più industriali, quello è un altro tema, da soli due di questi centri commerciali superano abbondantemente 250.000 metri cubi, per cui il problema non è certamente quanto eventualmente si costruisce, ma come si costruisce. Vi ricordo che in Sardegna abbiamo circa 90 hotel all'asta che nessuno compra, hotel che hanno valori teorici immobiliari di decine di milioni di euro che vanno via per poche centinaia di migliaia di euro. Perché? Perché al netto di qualche altro tipo di problema congiunturale non sono economicamente sostenibili, hanno un numero di camere limitato, per cui è impossibile chiudere diciamo così, un bilancio a fine anno in pareggio o addirittura utile a poterci investire. Detto questo, ritengo che dobbiamo assolutamente come posso dire, integrare i due pensieri, fare in modo che i nostri nipoti e pronipoti, così come noi oggi facciamo ora con i nostri figli, quando vanno a fare da ciceroni per i monumenti aperti piuttosto che le giornate del FAI, possano andare fra 50 anni, fra 100 anni a far vedere delle costruzioni belle, armoniche e ben integrate nell'ambiente che abbiamo realizzato noi. Perché ricordo che quei monumenti che oggi noi tanto difendiamo e giustamente portiamo all'attenzione dei nostri figli sono monumenti che qualcuno ha edificato, e se ci fosse stato allora un certo integralismo, una cultura del no, probabilmente oggi non avremmo avuto neanche quelli. Per cui dobbiamo assolutamente scendere dal nostro, fra virgolette, piedistallo ideologico, cercare di integrare e compenetrare le posizioni che non possono e non devono essere che di rispetto totale dell'ambiente. Credo che sia molto più facile, e questo percorso probabilmente, se sarà serio, ma io ritengo di sì, di una dialettica e di un dibattito vero incentrato sulla soluzione dei problemi, possa finalmente portare a limare gli estremismi e ad arrivare a far sì che, ripeto, il senso di responsabilità di chi ci amministra, che deve avere il coraggio di fare delle scelte. Dirò adesso un'eresia. Ho sentito più volte qui dire che ovviamente ed è giusto i PUC devono essere uniformati al PPR, ci mancherebbe altro. Però non è il solo problema, perché in alcuni paesi o città, ora non li nomino, sono stati già nominati, vedo qui l'ex sindaco di Sassari, nelle quali città il PUC è stato adeguato al PPR, non c'è oggi una fiorente attività edilizia neanche di riqualificazione e ristrutturazione, per cui il problema è accelerare i processi, soprattutto di sostituzione edilizia. Non dobbiamo aver paura di buttare i vecchi obbrobri, i vecchi ecomostri veramente esistenti, siano essi vicino al mare o siano essi lontani dal mare, sull'altare di realizzare strutture gradevoli. Ovviamente ci deve essere una sostenibilità economica, perché se non c'è una sostenibilità economica non si può andare certamente in questo ma non voglio tecnicamente affrontare il problema, perché questo non è sicuramente il momento giusto. Probabilmente bisogna avere un minimo di coraggio sulla questione assessore dei piani attuativi. In questo disegno i piani attuativi diventano uno strumento, mi è parso di capire, principale, però attenzione, non il fatto che
necessiti il 70% della maggioranza, ma anche perché per favorire quel processo appunto dei PUC di sostituzione edilizia, demolizione e riqualificazione non occorre piano attuativo, peraltro con quelle maggioranze, perché altrimenti di fatto si ingessa quel virtuoso volano di, movimentazione dell'economia e del risparmio che in Sardegna c'è, anche dei privati, che è tanto, rispetto alla necessità di doverlo subito mettere a correre. Non dilungo oltre, vi ringrazio.